Buonasera e ben ritrovati. La città che vorrei prosegue il viaggio e vi presenta questa sera altre 3 liste a sostegno dei candidati sindaco e candidati alle amministrative di Vittorio Veneto che si terranno l'8 e il 9 giugno. Anche questa sera potrete voi pubblico da casa interagire con le liste inviando un SMS o un WhatsApp al numero che come sempre vedete in sovraimpressione, che è il 348 21 373. Sarà questa una puntata lunga, abbiamo detto 3 liste, la prima ora a seguire alle 21:45 e poi chiuderemo alle 22:15 con l'ultima lista. Il tempo fuori non è dei migliori e se dovesse improvvisamente saltare il segnale vi invitiamo insomma a rimanere in qualche modo sintonizzati, cercheremo al più presto di ripristinarlo. Partiamo subito presentandovi gli ospiti di questa sera. Partiamo con la lista Toni Darè e buonasera ai 2 rappresentanti, il capolista Gian Antonio Darè e il candidato sindaco Gianluca Posocco. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito naturalmente a questa splendida trasmissione perché insomma ci accompagna nei consigli comunali, quindi fa un'informazione territoriale estremamente importante e sinceramente fa piacere essere invitato. Ecco, grazie a voi che avete sfidato anche questa pioggia battente, la sentiamo di sottofondo mentre parliamo. Abbiamo 40 minuti a disposizione con la lista Toni Darè, vi ricordo ciascuna coalizione ha a disposizione 2 ore di tempo e la coalizione del sindaco Gianluca Posocco ha 3 liste, quindi ciascuna lista ha 40 minuti. Sono le 21:02 e chiedo a Gian Antonio Darè perché ha deciso di sostenere Gianluca Posocco sindaco. Ma ho deciso di sostenere Gianluca Posocco per un semplice motivo. Quando abbiamo così messo in piedi la lista di Toni Miato, che poi è diventato sindaco, naturalmente c'è bisogno di avere un vice sindaco e bisogna dare una continuità, anche perché chiaramente Antonio Miato aveva detto chiaramente che avrebbe fatto un solo mandato e quindi in prospettiva del fine del mandato di Antonio Miato abbiamo pensato bene di mettere vice sindaco Gianluca Posocco, che già era in consiglio comunale in opposizione per 5 anni, adesso ha fatto 5 anni in maggioranza come vice sindaco, quindi ha tutta l'esperienza amministrativa per poter governare questa città, per essere veramente un sindaco e ha capito come funziona, quindi io mi sono messo a sua disposizione con una mia lista a supporto, non ho più impegni politici, non ho più diciamo impegni con l'Europa e quindi voglio essere presente nel territorio, essere presente nella mia Vittorio Veneto per far sì che questa città torni ad essere quella che è sempre stata. E lei Gianluca Posocco cosa ci dice di questo appoggio di Gian Antonio Darè? Abbiamo sentito anche dalle sue vive parole insomma una benedizione verso questa corsa al municipio di Vittorio Veneto. Beh, Gian Antonio Darè è la persona che mi ha cresciuto politicamente parlando, oltre ad essere un amico, è una persona veramente di una correttezza unica. E io lo ringrazio per quello che mi ha insegnato in questi anni e per essere stato con me la persona veramente che mi ha insegnato, veramente mi ha fatto maturare anche da un punto di vista politico. E io sono qui, sono candidato perché al di là di vincere le elezioni, poi bisogna governare per 5 anni. E governi se hai accanto delle persone con cui stai bene, con cui condividi progetti, programmi, con cui ti capisci, con cui puoi litigare, ma litigare in modo costruttivo, in modo per la città. E Toni con la sua lista senz'altro mi dà una tranquillità, un'energia e guarda, io sono felicissimo di questo. Ecco, a proposito di lista, Darè, immagino insomma essendo la sua lista, lei queste persone insomma le ha scelte, si parlava anche di una seconda lista che poi però insomma per questioni burocratiche di tempo, perché dietro c'è tanto lavoro, no? Non è stata presentata. Questa lista quindi... Guardi, per fare la lista ci ho impiegato 2 giorni di persone che effettivamente mi avevano chiesto, alcune importantissime ho dovuto lasciarle, cioè non c'era più posto, anche perché quando hai detto di sì a una persona non puoi poi cambiare e quindi veramente ho fatto
non ho fatto fatica a fare la lista, anzi c'era una grande disponibilità, grande per il progetto, perché insomma una lista civica, tra l'altro fai meno fatica a portare dentro gente, perché quando tu fai una lista politica, e io l'ho fatta per tanti anni, cioè schierarsi in maniera politica nelle amministrative è molto più difficile. Con la lista civica è molto più facile, ma soprattutto riesci a pescare nel mondo della società civile persone estremamente importanti che hanno un peso e un valore, diciamo, e una conoscenza personale all'interno della città, che questo è molto molto importante, anche poi in virtù, se si vince, di poter amministrare sapendo quelli che sono i problemi, le problematiche della città e le soluzioni di eventuali problemi. Lei diceva liste politiche, sappiamo insomma della sua recente vicenda con ormai il suo ex partito, la Lega. Nella lista sono confluite comunque anche persone che appartenevano alla Lega, giusto? Che hanno lasciato il partito. Sì, ci sono tante persone che facevano parte della Lega, ma che non si riconoscono non tanto nella Lega, ma non si riconoscono nella politica, diciamo, di Matteo Salvini, e quindi, ma questo non succede solo a Vittorio Veneto, succede un po' in tutti i comuni, ma questo sarà motivo di riflessione dopo il 9 giugno e ci saranno tante discussioni, anche perché io sono stato espulso per aver detto quello che pensavo. A volte in politica quello che si pensa non si deve dire, ma io sono fatto così, mi hanno fatto così e è rimasto fedele alla sua linea. E faccio fatica a cambiare. Nella lista Gianluca Posocco ci sono anche dei consiglieri comunali uscenti, penso ad esempio a Silvia Salezze e a Casagrande, che erano nella lista Toni Miato, di cui lei 5 anni fa era capolista, quindi persone con cui lei in questi anni ha anche lavorato. Sì, posso anche parlare di queste due persone. Andrea, un grande imprenditore, una persona lungimirante, di una professionalità, di una visione importante, che in questi 5 anni ha lavorato tanto, nonostante fosse impegnato perché è un imprenditore importante, ha sempre dato un grosso contributo a me, mi ha aiutato in molti referati. Silvia ha dimostrato come Presidente dell'Unione Montana cosa di che pasta è fatta, ha una Unione Montana che doveva chiudere, l'ha rilanciata, ha portato dentro comuni che erano usciti, ha fatto tanti progetti, una donna veramente in gamba, e sono contento di aver loro come gli altri con me. Ci sono anche dei giovani, penso ad esempio a Matteo Artuso, 21 anni, che se non sbaglio è il più giovane della coalizione proprio di Gianluca Posocco, sindaco. Sì, è un giovane, è venuto, mi ha detto io voglio venire in lista, e quindi non si può negare un'esperienza amministrativa a un giovane che vuole intraprendere la vita politico-amministrativa, e quindi per noi abbiamo accolto a braccia aperte, anche perché è una persona dinamica, insomma a 20 anni hai un'altra energia, a 30 un po' meno, e più avanti che si va sicuramente hai l'esperienza, ma non diciamo l'esuberanza dei giovani, che è quella che serve proprio anche per movimentare e dare veramente spirito a una lista che è completa in tutti i suoi, con tante persone. Ripeto, prima si parlava di Casagrande è stato un mio collega, un nostro collega assieme a Silvia Salezze. Voglio ricordare che Casagrande con la sua azienda, con la sua società ha acquistato la fabbrica della Cerutti, e quindi questo è indicativo di chi vuole veramente far bene per la sua città, investire per la propria città. Poteva farlo benissimo in altre aree urbane del comprensorio e del Trevigiano, invece ha voluto farlo a Vittorio Veneto. Evidentemente c'è la volontà di rilanciare questa città anche dal punto di vista, diciamo così, industriale, che già siamo ben messi, perché ricordiamoci che Vittorio Veneto, assieme all'area di Conegliano, è una delle aree, diciamo, industriali più grandi del Veneto, e quindi con problemi ma anche con virtù che sono necessari per lo sviluppo di una città come Vittorio Veneto e come Conegliano. Ok, voleva aggiungere qualcosa in merito alla squadra che non sentivo prima? No, a Matteo, il più giovane ragazzo, un ragazzo che io ho conosciuto, era in Lega con me, aveva fatto la tessera, anche lui l'ho conosciuto, persona che è giovane,
ha tanta energia e in gamba. Anche lui ha lasciato Lega perché non condivide diciamo la politica adesso dell'attuale segretario sì, di Salvini. Sì. E quindi è una persona che se cresce potrà dire la sua fra alcuni anni. Sì. Mm-hmm. Sì, abbiamo citato alcuni nomi più noti, però ci sono anche tante altre personalità che compongono la vostra lista che insomma arrivano un po' da, come diceva prima, dal mondo, sì, dalla società vittoriese, imprenditoriale. Dal mondo associativo, dal mondo, insomma, non li citiamo perché sarebbe poi o li citi tutti o altrimenti fai così concorrenza sleale per dire, anzi sono tutte persone per bene, anzi che si stanno dando da fare e soprattutto hanno attività proprie, sono ben inseriti nel tessuto sociale della città di Vittorio Veneto. Sì, tra gli ex leghisti approdati anche nella lista di Darè c'è anche il consigliere uscente Gianni Rasera. E entriamo ora nel merito del programma elettorale della lista Toni Darè. Immagino che voi abbiate portato i vostri contributi alla coalizione. Citiamone qualcuno, da cosa partiamo? Ma guardi, io ho portato un programma che è il mio grande pensiero, no? Perché quando ci si mette in gioco, diciamo, sulle amministrative, allora io ho pensato che siccome sono da 20 anni in Consiglio Comunale, quindi ho fatto l'esperienza prima di consigliere regionale, quindi ho fatto il capogruppo, ho fatto il sindaco, ho fatto il consigliere di opposizione, ho fatto diciamo, il parlamentare europeo e ho continuato a fare il consigliere comunale perché amo questa città e credo che questa città veramente ha i numeri per poter essere e diventare e essere sempre, come lo è sempre stata, una grande città di riferimento dal punto di vista storico, dal punto di vista, diciamo così, industriale. Abbiamo un passato che è veramente invidiabile e quindi, avendo fatto 20 anni, io ho vissuto tutta l'operazione che è stata fatta nella rinascita di Serravalle. Ricordiamoci il vecchio ospedale, che era un ospedale dismesso, anzi era proprietà della provincia di Treviso. Quando è stata acquistata dal comune di Vittorio Veneto abbiamo avuto tutte le critiche da parte dell'opposizione. Allora era presidente della provincia un tale Luca Zaia e quindi qualcuno diceva abbiamo fatto un piacere al presidente della provincia, invece abbiamo fatto il nostro l'ospedale. Poi da consigliere regionale sono riuscito a portare 5 milioni di euro per fare il distretto sanitario, che devo ringraziare l'allora diciamo, direttore generale Angelo Del Favero, che mi ha supportato, ci ha dato una mano per fare diciamo, quel grande restauro che era necessario, era ormai un luogo dismesso, tra l'altro aveva stato avuto anche un incendio, quindi se Serravalle è rinata grazie alle diverse amministrazioni che si sono succedute, e quindi perché quello non è un lavoro di un'amministrazione, ma di diverse amministrazioni. Adesso stiamo completando il Piazzone, quindi l'ultimo diciamo, palazzo di Serravalle. Il mio pensiero e il pensiero di Gianluca Posocco adesso è rivolto a Ceneda. Ceneda è un quartiere, era uno dei due comuni che hanno fondato Vittorio Veneto. L'ultima opera pubblica l'ho fatta io quando abbiamo fatto il Museo della Battaglia, che non era nel programma, ma che si è sviluppato grazie diciamo, ai contributi europei e la Regione del Veneto, e quindi abbiamo messo a posto il Museo della Battaglia, che la parte strutturale, che abbiamo dato splendore a quegli affreschi che sono straordinari, ma soprattutto abbiamo messo in piedi il Museo della Battaglia, che era fermo da quando era stato fatto. Ed è stata l'ultima opera che è stata fatta quindi 10 anni fa a Vittorio Veneto e soprattutto a Ceneda. Adesso vogliamo prendere per mano chiaramente Villa Papadopoli, ha un parco straordinario, stupendo. Abbiamo tentato anche una soluzione con il privato, ma che non è mai decollata, quindi quella è un'area sicuramente importantissima, è un edificio che è in degrado assoluto. Bisogna fare un'opera di restauro. Non servono fare i grandi progetti, perché lo aveva fatto anche il compianto De Poli.
un'opera faraonica che però difficilmente si può realizzare. Pensiamo nel concreto, a piccoli passi, riprendere per mano quell'edificio dismesso e soprattutto ormai messo veramente in condizioni critiche, e da là ripartire per far rilanciare questa parte di città, questa parte importantissima, storicamente forse la più importante. E questo è il nostro primo progetto, questo è il punto, diciamo, della mia amministrazione o comunque della mia lista. E non è che qualcuno pensa, è il solito libro dei sogni di Ido da Ros. No, non è il libro, è l'inizio di un lavoro che non è di un'amministrazione ma di diverse amministrazioni, e lo possiamo fare grazie anche a Gianluca Posocco, ma passo la parola a lui perché i primi interventi li ha già pensati. Sentiamo allora. Faccio un po' da regista, mi perdoni. Ce ne danno, Villa Papadopoli, ma è un po' biblioteca, la rotonda. E certamente Tony è venuto da me con un progetto che tra l'altro faremo vedere mercoledì sera al Collegio San Giuseppe, la presentazione della lista Tony da Re ai cittadini alle 20:30. E praticamente per fare le cose innanzitutto ci vogliono le risorse. Certo. E quindi senz'altro io so che ho le risorse per iniziare un percorso che riguarda innanzitutto la biblioteca. La biblioteca con una soluzione di un ampliamento della biblioteca attuale grazie al trasferimento dell'archivio e l'ampliamento dei locali. Diciamo che troviamo un aumento di 400-500 metri quadri in più sulla biblioteca attuale. Nel frattempo andremo a restaurare la Fontana del Cardinale, il ferro di cavallo intorno alla fontana, daremo una sistemazione e poi dove c'è il ciottolato davanti al museo creeremo 3 gradoni per rendere migliore la piazza e anche favorire così le manifestazioni, specialmente quelle estive, specialmente i concerti e le manifestazioni culturali in piazza. Da lì poi partiremo con e quali risorse ci sono, dove sono, nell'avanzo di amministrazione approvato con l'ultimo consiglio comunale, parte di quelle risorse verranno investite lì. Prima variazione di bilancio e partiremo con il percorso che riguarda biblioteca, fontana e diciamo il ferro di cavallo in piazza. E l'archivio storico dove pensate di trasferirlo? Lo diremo. Non svegliamo troppo stasera. Non svelo troppo stasera, però tutto nasce perché hai la possibilità di fare questo, altrimenti non sta in piedi la cosa. Dopodiché si parte con un restauro conservativo, come ha detto Tony, con un percorso che riguarda un restauro conservativo della villa, che porterà poi in futuro un percorso che riguarda più amministrazioni, al trasferimento delle associazioni adesso sulla rotonda in villa e magari un trasferimento poi futuro della biblioteca alla rotonda. Nel frattempo un lavoro che faremo subito è dotare sia la rotonda che la biblioteca di un ascensore anche per le persone diversamente abili, che con un piccolo investimento riusciremo immediatamente a dotare sia la rotonda sia la biblioteca di un ascensore. Arrivano da casa delle domande anche relative a quanto lei ha appena detto. Oltre a quello, siccome abbiamo, ripeto, la grande zona industriale, ripeto, una delle più grandi del Veneto, sarà compito, però non c'è nel programma, ma vorrei portarlo avanti, portare così, dare aiuto alle giovani coppie che lavorano all'interno dell'area industriale, poter fare un asilo nido d'accordo con le aziende. Il posto c'è già, che è limite in via Caldelivera, dove c'è la scuola, abbiamo un'area ancora dismessa, ancora da occupare da parte del comune di Vittorio Veneto. Lì si potrebbe fare veramente un asilo, un asilo nido proprio per aiutare a far sì che le giovani coppie vadano al lavoro e possano lasciare i figli a pochi metri dal posto di lavoro, e questo però è un'operazione che l'ho in mente e vorrei portarla avanti in questi 5 anni. Certo. A proposito di Villa Papadopoli, chiede un telespettatore a lei, Gian Antonio Da Re, dopo il restauro della villa cosa se ne farà? Ma guardi, la villa, allora, sicuramente un punto per le associazioni che adesso sono tutte raggruppate all'interno della rotonda,
man mano che si fanno, innanzitutto sono 3 piani e sono diciamo di edificio, quindi è qualcosa di immenso, che però si possono mettere dentro le associazioni, le diverse associazioni, allargare la biblioteca nella rotonda. Sotto ci può essere un'area museale di qualcosa, cosa possiamo fare? Anche diciamo il museo archeologico, possiamo portare qualcosa di sinergico e in accordo anche con il museo diocesano, quindi con diciamo, la parte vescovile bisogna avere una collaborazione perché là chiaramente siamo in un'area dove diciamo, la parte ecclesiastica ha un valore molto molto importante, quindi bisogna farlo con una collaborazione fattiva e qualcosa si può fare diciamo, oltre alle associazioni, ma è un qualcosa di straordinario, ripeto. Non è facile farlo, lo sappiamo benissimo, ma a step si può fare e lo possiamo fare anche perché ci sono fondi europei, ci sono tante opportunità e sarà compito dell'amministrazione, del sindaco andare a caccia di quelli che sono i fondi sovracomunali, perché con i fondi comunali si fa ben poco. Ma ricordo che la Regione e soprattutto l'Europa, poi ci sono quei bandi che sono stati necessari per fare per esempio il museo. Il museo non era nel programma, non c'erano neanche i fondi, è costato 3,5 milioni di euro, quindi un'opera estremamente importante, ma si può fare anche quello, ma ripeto, noi vogliamo valorizzare Ceneda e Ceneda si inizia a valorizzarla proprio su Villa Papadopoli. C'è un parco straordinario che è censito, e quindi sicuramente bisogna partire da là per rilanciare questa porzione, questo quartiere, che io non chiamo quartiere, lo chiamo comune perché è stato comune, di Ceneda, che è molto molto importante. Allora chiede Michele di Ceneda, ma la Lega dopo 20 anni di governo si rende conto solo ora dei problemi di Ceneda? No, non è così, perché ripeto, da sindaco il museo è stato fatto dalla mia amministrazione ed era la Lega. Certo, eravamo impegnati a Serravalle e si fa una cosa alla volta anche perché i fondi sono limitati, i fondi, ripeto, devono essere sovracomunali perché con i fondi propri si fa l'ordinaria amministrazione o poco più. Altra domanda per lei da Re, arriva da Lorenzo a proposito del progetto dell'asilo nido che citava prima. Come mai parla di asilo nido quando la giunta uscente non ha aderito ad un bando di 1 milione per questo scopo? No, adesso rispondo io qua. Sì. Al di là di quel bando lì non hanno aderito molti comuni perché ti davano magari dei fondi per il nido, ma poi non ti dicevano come pagare i costi. Quindi se avessero investito su la costruzione, no, ma anche poi la gestione. Adesso invece approfitto per dire che stiamo aderendo a un bando per un nido in città, un bando che scade il 31 di maggio, e invece a questo partecipiamo perché è un bando fatto meglio, perché magari anche lo Stato si è accorto che se tu fai un bando e non aderisce nessuno vuol dire che qualche problema c'è. Questo che viene fuori invece l'abbiamo letto e ci partecipiamo con un progetto che proprio oggi in giunta abbiamo discusso. Okay. Se abbiamo il problema delle nascite, dobbiamo mettere in condizioni le giovani coppie di fare i figli, ma dare la possibilità poi di poter far sì che i figli abbiano delle strutture per aiutare chi va al lavoro, perché chiaramente non è così semplice, non è così facile. Altra domanda, adesso stanno arrivando tutte a raffica. In Consiglio Comunale il candidato Posocco ha dichiarato che la prossima amministrazione sarà fortunata perché avrà 3 milioni a disposizione. Ma come può essere questo un orgoglio? 3 milioni a disposizione? No, io ho detto che la prossima amministrazione sarà fortunata perché quando sono arrivato avevano 13 milioni di euro di debito e adesso andiamo via che abbiamo ridotto i debiti a 5 milioni perché 1,5 milioni abbiamo fatto il mutuo per l'acquisto del teatro da Ponte, ma soprattutto non abbiamo più i derivati da pagare e quindi ci troviamo un bilancio sano e quindi la programmazione da un punto di vista economico potrà essere fatta in maniera lungimirante. Questo ho detto. Ok. Altre priorità della lista Tony da Re? Abbiamo sentito Ceneda, abbiamo sentito il nido a San Giacomo.
Ma priorità, allora, ci sono i vari settori che sono tutti importanti. È chiaro che il nostro rapporto è quello delle attività commerciali che sono all'interno della nostra città, che devono essere sostenute come? Chiaramente non con interventi diretti, perché non è possibile, o comunque sono comunque marginali. Però se all'interno della nostra città facciamo delle buone manifestazioni, facciamo delle belle cose, allora si dà una mano anche al mondo, diciamo così, gli operatori, diciamo, all'interno della nostra città possono avere delle soddisfazioni. Abbiamo visto le grandi manifestazioni che hanno portato veramente, diciamo, economia fresca e quindi capacità di poter continuare. È chiaro che gli edifici le cose commerciali hanno delle grossissime difficoltà, c'è una concorrenza sleale fatta dai grandi, da Amazon e quant'altro, che le tasse non le pagano, i nostri commercianti sì, e quindi si trovano in difficoltà. Chiaro, dobbiamo dare una mano a questi commercianti perché le attività rimangano aperte, anche perché, ripeto, il problema non è tanto per i giovani ma per gli anziani che poi che non hanno il supporto logistico, devono uscire dalla città e quindi farsi accompagnare e quant'altro. Quindi noi vogliamo che Vittorio Veneto ritorni, ripeto, ad essere una città viva, e deve essere, e lo può fare. Abbiamo una qualità dell'aria che nessuna città ha. Abbiamo dei viali alberati straordinari, abbiamo delle piste ciclabili straordinarie, abbiamo delle camminate e dei passaggi sulle nostre colline che sono straordinari, quindi un modo per vivere nella città in maniera veramente molto molto bene. Ripeto, a chi mi accusava che Vittorio Veneto era una città vecchia per età, è vero, perché a Vittorio Veneto non si muore. E si parlava di negozi, tanti negozi abbiamo visto negli ultimi anni hanno avuto le serracine che si sono abbassate, però ci sono anche tanti contenitori vuoti in città. A proposito, ci arriva una domanda da un telespettatore che chiede il futuro, se avete pensato per gli immobili ex militari, in particolare chiede di Palazzo Piccin. Sono immobili? Sì, sono immobili che purtroppo non sono del comune, sono in mano al demanio militare, quindi sono di proprietà privata, fra virgolette, è come tutta Tandura, per dire, o tutti gli appartamenti, con la necessità che abbiamo di appartamenti anche a uso sociale a Vittorio Veneto, in via Duca d'Aosta, sono lasciati lì. C'è un colloquio continuo con il Ministero e vediamo se riusciamo a far qualcosa, ecco. Però stiamo parlando di immobili che non sono in nostro possesso. Altra domanda da casa, i cittadini per vostra stessa missione nei form che avete raccolto via social vi chiedono e parlano del decoro urbano. Come pensate di agire? Quali sono le azioni concrete per dare riscontro a queste richieste? Ma guardi, il decoro urbano purtroppo è stato un po' tralasciato, lo dobbiamo dire, però c'è un avanzo di amministrazione che permette di fare, diciamo, i bandi per fare le asfaltature. Via Martiri è già finanziata, che è una delle... Allora, essendo un ciclista, purtroppo con la bicicletta forse è difficile passare per Via Martiri, con la mountain bike ce la faccio, ma in Via Martiri devo passare sotto, e quello è un qualcosa che dobbiamo fare subito e lo faremo subito. Lo stiamo vedendo come è ridotto, ecco, il porfido. Quindi sì, effettivamente è un tratto di Parigi-Roubaix che non fa bene alla città. C'è già il bando, c'è già tutto pronto e quindi si partirà, penso, in primavera adesso con l'assegnazione dei lavori. Ok. E altra segnalazione? Sì. Sa anche quanti soldi ci sono? Sì, il fatto questo è, io la chiamo manutenzione, dovrebbe essere manutenzione ordinaria, così non è stato. So perché non è stato così, so come fare a risolvere questo problema, che è un problema che riguarda soprattutto la programmazione e l'organizzazione. So come incidere su questo perché purtroppo l'ho vissuta sulle mie spalle, poi qualcuno dice se tu eri vice sindaco potevi fare qualcosa, capisco che dicono così, ma poi ci sono delle dinamiche che vanno oltre, che magari
qualcuno se è dentro, se avrà magari amministrare al posto mio capirà, però so esattamente come fare a risolvere questo problema di manutenzione ordinaria. I fondi ci sono, i soldi ci sono, la programmazione so come farla e quindi da questo punto di vista si volterà certamente pagina. Bisogna dire anche una cosa, che avremo bisogno anche di comprensione da parte degli enti da sovrintendenza, perché da consigliere comunale e sindaco non so se questa sia la terza volta che mettiamo a posto via Martiri. Quindi bisognerebbe fare finalmente, non mettere il porfido nella sabbia, ma mettere il porfido come dappertutto cementato. Adesso la fognatura è stata fatta, quindi non ci sono difficoltà per fare questo e penso sia la volta buona, perché, ripeto, non so se è stata fatta, le ho fatta 3 volte e questa è la quarta, quindi vuol dire che la sovrintendenza, che pretendeva assolutamente che ci fosse messo il porfido sulla sabbia, non può essere. Ricordo che quella è un tratto, adesso, dopo che è stata declassata con il traforo, era la statale 51 di Alemagna. Sì. Quindi, trafficatissima. Sì, quindi cerchiamo di capire che forse il traforo, che è stato criticato a suo tempo, adesso è un'opera che tanti, non dico tutti, ma tanti la usano, e sicuramente ha dato la possibilità anche per intervenire proprio in maniera efficace e senza avere l'assillo della strada bloccata, per fare appunto questa operazione del rifacimento del porfido. E sul tema della sicurezza, la lista Toni Darè come lo declina? Allora, guardi, la sicurezza bisogna farla chiaramente, parlare con le forze dell'ordine che abbiamo in città, i nostri vigili del fuoco, andare dal prefetto, parlare con il questore ed eliminare quelle che sono le anomalie nelle nostre città, che non sono più anomalie, ma sono ormai una consuetudine. Ma per fare questo si fa un'operazione che parte dal sindaco con i propri vigili, con le forze dell'ordine. Qua abbiamo polizia stradale, abbiamo carabinieri, abbiamo guardia di finanza, e quindi possiamo fare questo d'accordo con il vicequestore che è a Conegliano e con il prefetto. Si va a debellare quelle che sono queste anomalie. Naturalmente poi a tutto questo c'è, ed è già stato stanziato, il piano delle telecamere, quindi è il piano della sicurezza. E quindi questo è quello che noi stiamo facendo, che, ripeto, le telecamere sono già finanziate. Okay. E poi, se posso intervenire, sì. 2 aspetti nuovi. Innanzitutto abbiamo tolto le panchine là vicino in pista ciclabile, dove dei balordi andavano. Zona Lidl. Sì, esatto, abbiamo tolto le panchine, sono spostati in un'altra zona e anche lì toglieremo le panchine. E poi magari invito i vittoriesi domani alle 17:30 al Quadrilatero. Ci sono delle attività produttive del Quadrilatero che organizzano ancora eventi per portare gente all'interno del Quadrilatero, perché più gente bella arriva, più i balordi si allontanano. Poi però bisogna fare tutto quello che Toni ha detto. Per lei, Posocco, una domanda. Nell'ambito del decoro urbano non si potrebbe agire con delle prime azioni, riaccendere le fontane del centro, togliere erbacee dalle fontane dei frati, sistemare qualche marciapiede che già darebbe un'immagine diversa della città? Sì, ho litigato stamattina per la fontana in centro. Ho detto: cosa aspettiamo a riaccendere la fontana? Bisogna stuccarla, mi ha detto. Sì, ma c'era ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio. Capisce che qualcosa non funziona e qualcosa va riorganizzato. E l'osservazione del telespettatore è assolutamente corretta. Le prime azioni che si faranno, via Roma, senz'altro voglio farla partire immediatamente. Con la fontana del Cardinale senz'altro bisogna intervenire da subito, quindi concordo esattamente con quanto ha scritto questo telespettatore. Poi una domanda più a livello politico rivolta a lei, Darè. Dice: in caso non vincessero le elezioni, aspettando anche il risultato della Lega alle europee, sarebbero disposti a rientrare nella Lega in caso saltasse il segretario Salvini e venisse eletto un nuovo segretario?
Ma guardi, questa è una bella domanda, anzi ringrazio il telespettatore che l'ha posta. Io sono stato espulso perché ho criticato Matteo Salvini, ma per la politica che ha fatto sia nella politica europea sia nella politica territoriale. Io sono stato espulso, quindi non sono della Lega, ma in realtà sono della Lega, voterò Lega, nonostante sia stato espulso, perché ho fatto 40 anni in questo movimento politico, il quale non si fanno 40 anni se non ci credi, con alti e bassi, con vittorie e sconfitte, tante belle soddisfazioni, e quindi ho fatto 14 anni il segretario provinciale, ho fatto 3 anni e mezzo il segretario regionale, quindi ho gestito la politica territoriale. Matteo Salvini non ha mai voluto ascoltare la voce di chi il popolo lo segue, non ha voluto creare una segreteria politica che poteva essere fatta benissimo, non tanto dal sottoscritto, ma credo che un Luca Zaia, un Federica o un Fontana possano essere stati dei validi collaboratori per gestire la politica nazionale, e questo non lo ha fatto. I risultati si vedono, dal Papeete in poi è stata una discesa, diciamo così, una discesa libera che porterà sicuramente a dei risultati molto negativi per quanto riguarda le europee, perché effettivamente si parte nel Veneto, ricordo che io ero segretario, si è usciti con il 49-97, non so se faremo il 49-97. Quindi nel cuore comunque c'è ancora questo spirito. Io mi dispiace per leghista. questo, perché sicuramente bisogna dare il merito a Matteo Salvini, che ha portato la Lega a livelli stratosferici, perché il 33% non l'abbiamo mai preso, però se avesse avuto una politica oculata, avendo una segreteria politica, sicuramente non saremo al 33%, ma sicuramente il 20-25% l'avremo ancora, perché la gente ha cambiato e sta votando altri partiti, ha trovato altre soluzioni, proprio perché è scontenta della linea politica del segretario. E altra domanda da casa riguarda sempre il decoro, la sicurezza. Segnalano il fatto che la segnaletica orizzontale sia stata fatta a metà in pieno centro a Vittorio Veneto, in particolare l'incrocio tra via Dante e via Vittorio Emanuele II. Posocco, non so se era... Posocco, guardi, Posocco. Allora le spiego via Galileo Galilei, no, per rispondere a questo. Questa non l'ho vista, ma mi fa ancora più. So. Allora, via Galileo Galilei vedo che fanno la segnaletica. Ho detto, ma se ho partecipato a un bando per asfaltare via Galileo Galilei, ho detto, perché vai a farmi la segnaletica nuova? Cosa devo dire? Poi faccio delle critiche, mi dicono non far critiche, però ragazzi miei, se sono qui con Tony e sono con una squadra chiara, una squadra con un certo tipo di persone, è perché so che adesso posso risolverli i problemi. Ecco. Ok, sono le 21:38, quindi ci avviamo verso la fine di questa prima parte con la lista Tony da Re. Ecco, chiedo a lei quindi, Gian Antonio da Re, perché votare per la lista Tony da Re? Bisogna votare per la lista Tony da Re perché Tony da Re sarà al fianco di Gianluca Posocco nell'amministrare Vittorio Veneto. Lui è giovane, io sono un po' più anziano, la carta d'identità non si può nascondere, però l'esperienza, aver fatto il consigliere regionale, aver fatto l'europarlamentare, essere stato sindaco, questo mi dà la possibilità, ho la possibilità di dare dei consigli, di dare delle indicazioni, mi servono tanti voti per dare un supporto chiaramente al candidato sindaco Gianluca Posocco, quindi votate per la lista Tony da Re, votate per me e per tutti i miei componenti che compongono questa straordinaria lista della società civile. Ci sono imprenditori, ci sono operai, ci sono giovani, ci sono anziani. Vogliamo veramente far ritornare, si gira pagina, vogliamo far ritornare Vittorio Veneto gli splendori che ha avuto, che ha e che deve avere. Questo è il mio appello che faccio a tutti i cittadini vittoriesi. Ripeto, 47 anni sono giusti per fare il sindaco, ha l'esperienza, 10 anni di amministrazione
5 anni di amministrazione, 5 anni li ha fatti in opposizione, quindi sa benissimo cosa gli aspetta e cosa si aspetta, però siamo qua per dare una mano, per far splendere questa splendida città di cui siamo tutti quanti innamorati. E a Gianluca Posocco chiedo al volo, in caso di vittoria per Gian Antonio Darè ci sarà un posto in giunta? Secondo voi Tony vuole venire in giunta? Bene, allora ringrazio la lista Tony Darè per essere stati qui con noi questa sera e quindi grazie a Gian Antonio Darè, il capolista. Grazie dell'ospitalità, grazie a chi ci ha ascoltato da casa. Ha fatto anche le domande perché non sono mancate, qualcuna mi scuso con i telespettatori, ma per questioni di tempo non siamo riusciti a farle tutte. E grazie anche a Gianluca Posocco, grazie a tutti voi, che rivedremo come già anticipato martedì 21 maggio alle ore 21 ci sarà il confronto che potrete seguire in diretta TV sulla Tenda TV, ma anche in presenza dandovi appuntamento nell'aula magna del seminario a Ceneda. Ora dunque una breve pausa e fra pochissimi minuti spazio alla seconda lista che è Progetto Vittorio Futura. A tra poco!